Cari amici di Venti del Territorio, ben ritrovati, buona giornata a tutti, buon 8 dicembre a tutti. Siamo quest'anno ritornati ai mercatini di Selva del Montello, mercatini che alla quinta edizione si sono riconfermati con gran successo. Con noi Sabina Cauduro, che è una volontaria del Comitato Oratorio San Francesco. Certo. Ben ritrovata Sabina, grazie dell'invito e a te la parola per dare un grazie a tutti questi volontari che vi hanno aiutato. Beh, intanto benvenuto Luigi alla quinta edizione del Mercatini di Selva. Noi siamo tanto soddisfatti proprio perché quest'anno si è confermato questa iniziativa con grande successo. Abbiamo ben 40 espositori e ci sono persone che con la loro passione presentano qui le loro creazioni. Abbiamo associazioni di volontariato. Ci fa molto piacere perché questa raccoglie anche un po' la collaborazione di tutti i gruppi del nostro paese, perché c'è la presenza della nostra scuola dell'infanzia, quest'anno c'è anche la presenza della scuola primaria, il comitato genitori della scuola primaria di Volpago. E ovviamente questa iniziativa ha successo perché c'è la collaborazione anche degli alpini di Selva, del nostro gruppo alpini, che si occupano in cucina di preparare un sacco di prelibatezze. Abbiamo visto infatti che avete un stand gastronomico ben fornito quest'anno. Ben fornito, infatti vi consiglio di venire a pranzo, abbiamo tantissime specialità e abbiamo anche la collaborazione dell'associazione culturale Selva Nostra. Oggi pomeriggio ci sarà infatti una visita guidata all'archivio storico della nostra parrocchia e questa, diciamo, è una esperienza che secondo me vale la pena fare. Abbiamo gli animatori del Gresta che animano i nostri bambini che vengono a trovarci e quindi siamo molto soddisfatti, oltre al fatto che siamo molto fortunati perché abbiamo una giornata stupenda. Sì, quest'anno c'è la possibilità di visitare i mercatini di Selva e il villaggio di Natale a Volpago del Montello e c'è una busta navetta che appunto permette gratuitamente di poter andare da Selva a Volpago e viceversa, e quindi anche questo abbiamo scelto di proprio creare un unico evento insieme agli amici alpini di Volpago. Certo, allora chi per quest'anno non è ancora venuto sa che il prossimo anno, l'8 dicembre, saremo qui e speriamo di essere sempre molto numerosi e con tante iniziative. Sabina, noi ti ringraziamo di questo bellissimo invito e adesso sicuramente mi accompagnerai attraverso questo bellissimo mercatino per vedere. Sicuramente. Noi ci diamo appuntamento alla prossima puntata e vi aspettiamo qui a Selva del Montello, dove Sabina e tutto il suo staff di volontari sapranno accogliervi a braccia aperte con tutti i 40 standisti che sicuramente vi sapranno offrire dei prodotti da fare, dei piccoli pensionini, dei piccoli regalini. Ci vediamo e buona giornata e buone feste a tutti. Buone feste anche a te, Sabina. Altrettanto, grazie. Nanda Rhyme Music Entertainment.